Nelle leggende islandesi è spesso coinvolto un troll, la creatura umanoide simile ad un orco che popola i luoghi remoti e selvaggi dell'isola. Uno di questi viveva assieme alla compagna al sud, dentro una grande caverna, in prossimità di una fattoria e di una piccola chiesa. Il troll amava moltissimo ascoltare il suono delle campane, diversamente dalla consorte che era invece infastidita dall'armonia delle note intorno alla chiesa. Fu questa la ragione per cui la moglie si separò dal troll per rifugiarsi nel nord dell'Islanda. Il troll, rimasto solo, non smise di amare il suono delle campane, a tal punto che chiese al vicino fattore di essere seppellito una volta morto vicino alla chiesa, per poter sentire questa musica all'infinito. Quando il troll morì, i contadini andarono a prendere il suo corpo per portarlo a valle. Per questo lavoro volevano però essere pagati. Frugarono infatti nella caverna del troll alla ricerca di qualche oggetto di valore, ma non trovarono nulla. Uno di questi contadini, prima di condurre alla chiesa il corpo del defunto, si riscaldò le mani riempiendo i guanti con delle foglie trovate in una cesta. Una volta sepolto il troll, a pochi passi dalle campane, il contadino si tolse i guanti e con stupore si accorse che le foglie erano state trasformate in oro. Reykjavik non ha connotati di una grande capitale, mostra infatti i tratti di una linda e moderna cittadina del nord. È comunque un importante centro commerciale nel quale si concentra la maggior parte della popolazione islandese. Da qui si raggiunge in breve la località di Thingvellir, dove in un celebre avvallamento roccioso si incontrano i continenti americano ed europeo. A poca distanza Geysir offre un primo contatto con i famosi e spettacolari fenomeni geotermici che hanno reso l'Islanda un luogo magico. Le acque di questo piccolo e primitivo continente si esaltano nelle impressionanti cascate di Gullfoss, che lasciano senza fiato per l'enorme volume della massa liquida che si comprime dentro ad un profondo canyon in un'atmosfera davvero infernale. Gli ostelli sono forse l'unica sistemazione per un pernottamento nelle immense e desolate praterie islandesi. Una lunga pista sterrata che costeggia il ghiacciaio Landjökull tocca desolate valli coperte di muschi e licheni che ospitano fiumi tormentati e laghi silenziosi. Il paesaggio mostra un volto brullo e ostile, ma apre come per incanto scenari grandiosi tra le nubi basse che nascondono i ghiacciai. In queste affascinanti lande vulcaniche, le piste sono in genere percorse da mezzi a trazione integrale, in grado di attraversare torrenti e accarezzare le pietre. Nonostante ciò, gli inconvenienti e le sorprese che la natura riserva sono sempre dietro l'angolo. La potenza della terra e delle sue forze si possono apprezzare nel sito di Surselir, nel quale la furia della lava incandescente ha scavato lunghe ed enormi gallerie sotterranee che conservano interessanti sculture di ghiaccio e singolari atmosfere dantesche. Tra le 1000 cascate di questo territorio, quella di Barnafoss, la cascata dei bambini, non è la più spettacolare, ma esercita un particolare fascino per le rapide del fiume Ivita. Reykholt è un campo geotermico tra i più famosi in Islanda. Tra le case e le fattorie lo spettacolo del respiro della terra è decisamente affascinante. Acque in ebollizione, imbrigliate per produrre energia. Vapori, soffi, tonfi e colonne di fumo sono gli ingredienti di questa vulcanica scenografia. Il cratere del vulcano Eldborg, nell'estremo ovest dell'isola, si innalza sulla crosta terrestre in prossimità del mare, per circa 60 metri, e presenta una caldera perfettamente circolare che ha cessato la sua attività quasi 8.000 anni fa.
Il vulcano si trova in una defilata e poco frequentata zona protetta, tra fioriture e una rada e bellissima vegetazione che dista circa 2,5 km dalla più vicina fattoria. L'Islanda, nonostante il clima favorevole, è uno dei pochi paesi al mondo privi di alberi, a causa di una dissennata deforestazione avvenuta all'epoca dei vichinghi. La penisola di Snaffelsnes, al nord del paese, mostra alle spalle immensi campi di lava, pennellati da rocce colorate e montagne ammantate da una flora smeraldina. Il paesaggio è dominato dal vulcano Snaffelsjökull, dentro al quale Jules Verne ha immaginato il celebre viaggio al centro della Terra. Un'infinità di uccelli, spiagge di sabbia nera e ocra, cromatismi accesi, rocce spettacolari a picco sull'acqua e un mare poco invitante sono gli elementi che decorano la costiera, un vero e proprio giardino ricco di fiori colorati che si affaccia sul circolo polare artico. Dalla cittadina di Stikkisolmur un traghetto attraversa il golfo di Breiðafjörður e raggiunge l'estremo nord-ovest dell'Islanda, quella penisola che si allunga con la forma di ossute dita sul mare del nord. Lasciato il porto alle spalle, l'imbarcazione solca le gelide acque dell'oceano, in cui talvolta si avvistano i dorsi sbuffanti delle balene. La traversata prevede uno scalo nella piccola e quasi disabitata isola di Flatey. L'immensa e desolata spiaggia rossa di Rauda-Sandur, con le sue solitarie lagune, sprigiona un fascino singolare. Gli sconfinati orizzonti delle incredibili propaggini sabbiose sono spesso sferzati da un vento prepotente che sovrasta qualsiasi traccia di voci umane. Nei pressi di Breidavik, le scogliere di Latrabjarg, nella luce ancora energica della mezzanotte, in un tramonto senza fine, ospitano un chiassoso rifugio di uccelli. I pulcinella di mare, del tutto indifferenti alla presenza dell'uomo, sono naturalmente gli esseri più simpatici che abitano queste vertiginose scogliere. Su questi terreni lo sgonfiaggio degli pneumatici è una pratica abbastanza frequente, soprattutto sui mezzi fuoristrada, per consentire alle ruote una maggiore aderenza onde affrontare piste molto accidentate e pietrose. Le numerose e curatissime chiesette luterane di campagna sorgono spesso all'interno delle fattorie disperse tra i fiordi. Lo scenario roccioso e desolato della zona nord-occidentale del paese è attraversato da piste solitarie che consentono vedute grandiose sui vicini e lunghissimi fiordi. In questo ambiente primordiale l'imponente e splendida cascata di Gnandi compone un'immagine di grande potenza evocativa. L'esteso ventaglio d'acqua appare infatti come un'affascinante opera scultorea, in cui tumultuosi sbuffi d'acqua precipitano rumorosamente da oltre 100 metri di altezza per raggiungere il sottostante e disabitato fiordo. Strade d'asfalto e piste accidentate attraversano le terre di Glama per raggiungere il villaggio di Broddanes sul lato orientale del grande fiordo di Vestfjordur. Uno dei paesaggi più caratteristici di queste terre è quello che si replica tra i fiordi affacciati sul mare del nord lungo la linea della penisola di Vadsnes, su una strada tempestata di interessanti scogli e formazioni rocciose, abitate da uccelli e foche. Tra una rada vegetazione e qualche timida fioritura, il comportamento delle sterne mette in evidenza il carattere di questi uccelli, particolarmente protettivi nei confronti dei propri pulcini. Non esitano infatti ad attaccare senza paura chiunque si avvicini a loro. In questo grande nulla le abitazioni sono davvero poche, raggiunte da strade sterrate scavate nel nero profondo della lava, che scolpisce lungo la costa anche bizzarre e leggendarie formazioni rocciose.
Le montagne scure e ammantate da una vegetazione subartica conservano anche in piena estate vasti nevai che si oppongono al lavoro dei contadini e all'allevamento del bestiame. Il grande fiordo di Eyjafjörður, che ospita la bella e moderna cittadina di Akureyri, annuncia la vicina cascata di Godafoss, che si apre in un'imponente scenografia di acque nervose. Il luogo è permeato di leggende tribali che risalgono all'anno 1000. Il fragore della cascata di Godafoss contrasta con la quiete del vicino lago Mývatn, presso il quale un solitario sentiero si inoltra tra le curiose formazioni rocciose generate dall'antica corrente della lava fusa, tra le tipiche vegetazioni nordiche, fino alla sommità del vulcano Hverfjall. Il cono vulcanico domina Dimmuborgir e i campi di lava intorno al lago ed è alto circa 200 metri, con una forma oblunga molto regolare dal diametro di circa 1 chilometro. Si è formato qualche migliaio di anni fa in un'ala della zona vulcanica del Krafla e più precisamente da una faglia eruttiva profonda. Hverfjall è considerato uno dei crateri più affascinanti al mondo e uno dei più regolari in termini di simmetria e proporzioni. I fenomeni geotermici sono una delle caratteristiche peculiari ed emozionanti dell'Islanda. È l'espressione di una terra che vive, respira, ansima. A Namafjall i fanghi di zolfo raggiungono i 100 gradi tra getti di vapore e argille azzurrine che friggono. L'atmosfera evoca i paesaggi di Marte o i gironi danteschi tra fiumi e odori di gas solforosi che impediscono qualsiasi forma di vita. Nel sottosuolo il magma incandescente raggiunge temperature di circa 1000 gradi che gli islandesi hanno saputo domare per produrre energia e riscaldare il 90% delle abitazioni dell'isola. La caldera del vulcano Viti, Inferno in islandese, con l'omonimo lago, è vicinissima alla zona vulcanica più attiva al mondo, quella del Krafla, le cui ultime eruzioni risalgono al 1984. Il fascino di questo territorio, dentro a quinte davvero spettacolari, è veramente unico ed emozionante. La tavolozza dei colori che virano tra i toni pastello e quelli più accesi è tra le più belle della Terra e contrasta con la distesa infinita di rocce nere che fumano senza sosta generando calore e fumarole. Il Krafla è prima di tutto una montagna, alta 800 metri, ma è anche una caldera vulcanica immensa, tra le più esplosive del paese. Si estende infatti per quasi 10 chilometri e mostra una serie di bolle laviche e di fratture eruttive sulla crosta terrestre lunga quasi 90 chilometri. Le acque di fusione del ghiacciaio Vatnajökull generano la cascata più potente d'Europa, quella di Dettifoss. Anche qui lo scenario è davvero impressionante per le dimensioni e la quantità di acqua che si incanala fragorosamente in un profondo canyon. Sono 500 i metri cubi di acqua che passano in ogni secondo. Una pista tra le steppe raggiunge Jodakletter, una località isolata piuttosto intrigante per le enigmatiche sculture basaltiche a canne d'organo. In prossimità del mare, nei pressi di Húsavík, il circolo polare artico è relativamente vicino. In questo mare le balene sono di casa e costituiscono una grande ricchezza per i suoi abitanti. La cittadina è una piccola perla nella luce tagliente dell'estate artica, sullo sfondo di gelide alture innevate. Le nevicate si protraggono fino a maggio e anche d'estate le temperature in mare, appena al di fuori dal porto, sono piuttosto rigide. La parte interna dell'Islanda è un altopiano desertico lunare che
che è percorso da nord a sud dalla Spreigisandur, una pista sterrata di oltre 250 km, percorribile solo in estate. Come recitano i cartelli di avviso sul cancello d'ingresso, il transito ad auto non attrezzate, senza pieno di carburante e prive della doppia trazione non è consentito. I cellulari in queste aride brughiere sono inutilizzabili e in caso di incidente i soccorsi possono essere davvero problematici. Perdersi tra queste montagne è un sicuro gioco d'azzardo. Il percorso è impegnativo e si snoda tra i ghiacciai Ovsjokul e Vatnajökull, tra ghiaie e fiumi glaciali che devono essere guardati con molta attenzione. La cascata di Aldeyjarfoss è adiacente alla pista ed è caratterizzata dal notevole contrasto tra le colonne di basalto nero e gli spumeggianti riflessi dell'acqua. Questo inospitale tracciato è stato temuto dai vichinghi fin dall'antichità, che lo percorrevano con i cavalli quanto più rapidamente possibile, in un'aura di leggende e di superstizioni. Le auto che oggi lo percorrono devono prevedere l'attraversamento di numerosi fiumi. Viene consigliata la presenza di 2 mezzi fuoristrada ad ogni guado importante per il soccorso nel caso in cui un veicolo resti intrappolato nell'acqua. A circa metà del percorso, il rifugio dell'Icelandic Hiking Club è l'unica attività umana del territorio, che aiuta a trovare conforto in un ambiente riscaldato per il pranzo con i propri viveri o con quelli offerti dalla struttura, alla quale si affidano volentieri gli avventurosi trekker che affrontano a piedi la traversata. Le condizioni climatiche di questa zona possono cambiare molto repentinamente e non è raro essere sorpresi da una tormenta di neve in pieno agosto. Anche il vento gelido che spira dall'Artico non è da sottovalutare. Gli scenari che si susseguono tra i laghi e le immense e desolate pianure sono frutto di una sapiente regia del tempo. Gli imprevedibili mutamenti giornalieri del clima producono infatti luci, colori, prospettive e nubi fortemente contrastate. Un avvincente percorso su strade dissestate conduce sulle montagne di Landmannalaugar, un comprensorio delle Highlands di quasi 500 km², dentro al quale, sui numerosi sentieri della zona, si concatena uno dei trekking più belli al mondo, tra forme e colori al di fuori di ogni immaginazione. Lungo il percorso, la natura assume delle valenze magiche che imprimono ai paesaggi degli scenari difficilmente replicabili altrove. Il campo base per i numerosi trekker e turisti che affrontano le lunghe traversate di queste spettacolari montagne è circondato da fiumi e torrenti che devono essere necessariamente guardati. Il campo sul quale sorge un accogliente rifugio è popolato da un'infinità di camper e di tende che preludono ad un notevole affollamento sui sentieri. In realtà i vasti comprensori della zona diluiscono in qualche modo la ressa sui vari tracciati e consentono al silenzio di riprendersi spesso il suo naturale ruolo. Le formazioni geologiche del posto lasciano intravedere l'incredibile esplosione delle note cromatiche della riolite, dell'ossidiana e di altre rocce vulcaniche. In queste distese di lava si aprono infatti piccole caldere, sorgenti di acqua calda, soffi di vapore e di zolfo, che rilasciano nell'aria un odore acre e pungente. Dalla cima del monte Blánjukur, a quasi 1000 metri di quota, si gode un vasto panorama che richiama le origini della Terra, tra colori e scenari degni di un film di fantascienza, partorito da una fantasia senza limiti. La pista che da Landmannalaugar si dirige verso sud e quindi verso l'oceano presenta un altro fantastico biglietto da visita all'insegna dei colori che attraversano gli interminabili campi lavici coperti da oltre 1000 tipi di muschi e licheni, misteriosamente brillanti e quasi illuminati da una luce propria.
Il percorso sfiora un'enorme spaccatura della crosta terrestre, l'Elgia, la più grande frattura esplosiva del mondo, lunga 30 km e larga fino a 600 metri, con una profondità che raggiunge i 150 metri. La potenza della natura raggiunge qui una vera apoteosi. Nella breve estate le piante tipiche della regione fioriscono tutte assieme in un grande spettacolo colorato gestito in parte dal soffio di venti dispettosi. In questi percorsi può succedere di trovarsi in difficoltà, soprattutto nei guadi. Il soccorso quindi è una priorità per tutti. Nella parte meridionale del paese, tra le distese verdi e pianeggianti della costa, la comoda strada asfaltata della Ring Road lambisce palcoscenici glaciali che impressionano per la loro grandiosità. La strada sembra penetrare il Vatnajökull, il più grande ghiacciaio dell'Islanda e dell'Europa, che con i suoi 8.300 km² è grande quanto l'intera Corsica, nonostante il ghiaccio arretri di circa 50 metri all'anno. Nello Jökull Sárlón gli iceberg che fluttuano nella laguna creano un sensazionale colpo d'occhio. La corrente trascina questi enormi blocchi che si staccano dalla lingua glaciale del Vatnajökull fino al mare. Dalla barca le bizzarre e candide sculture di ghiaccio sfumano dal blu al nero e offrono una forte emozione per l'atmosfera surreale del luogo. Questa è la seconda più estesa massa glaciale del mondo e la quarta per volume dopo la calotta artica, con uno spessore nel punto massimo di quasi 1000 metri. Nasconde una serie di vulcani attivi tra i più pericolosi in assoluto, che in un passato recente hanno anche causato moltissimi problemi. Una volta giunti al mare, gli iceberg si disperdono creando suggestivi punti luce azzurrini, che spesso si accumulano sulle spiagge di sabbia nera. Poco distante, un ambiente selvaggio richiama l'attenzione per il suo silenzio irreale. È la laguna di Breisarlon, dove tutti gli iceberg si tinteggiano di un azzurro intenso e dove solo gli uccelli sembrano essere i veri padroni di questo incontaminato paradiso glaciale. A questa latitudine una quota di 200 metri mostra un clima equivalente alla nostra alta montagna, con una stringata concessione alla vita vegetale e animale. Il parco naturale Skaftafell, a ridosso del ghiacciaio Vatnajökull, nasconde la famosa cascata di Svartifoss, alta 12 metri, che si distingue per le spettacolari formazioni colonnari di basalto. La poco frequentata cascata di Fagrifoss nel sud-est dell'Islanda è alta 80 metri. La sua aspra e profonda gola si raggiunge solo con mezzi fuoristrada. Da qui una pista piuttosto impegnativa si snoda su un altipiano ammantato da fragilissimi muschi e licheni dai riflessi lunari. Dopo una ventina di chilometri, la pista tocca i crateri vulcanici di Laki, responsabili di una delle più grandi eruzioni mai avvenute sulla Terra. Si calcola che furono espulsi dalla crosta quasi 20 chilometri cubi di lava, un'eruzione replicata alla fine del 1700 in tono minore, ma sempre impressionante, con danni in tutta l'Europa. Dalla cima del vulcano Laki a 800 metri di quota si possono osservare, nubi permettendo, le immanicolate laviche prodotte da un centinaio di crateri nell'ultima eruzione, che disegnano una fenditura di oltre 25 km. Gli scenari di questo mondo ovattato appaiono quasi artificiali. Il paesaggio è ricamato da una serie di laghi che occupano una parte dei vecchi crateri. Ancora una volta sono i muschi a creare vellutati effetti cromatici dalle 1000 tonalità del verde. Questi delicati organismi si rivelano particolarmente vulnerabili al calpestio e si sviluppano in decine di anni. Purtroppo l'incremento vertiginoso del turismo di massa sta già impattando negativamente sulla loro sopravvivenza.
Il canyon di Fjaðrárglufur, scavato nella zona sud-orientale del paese, oltre 2 milioni di anni fa, in tormentate rocce di poligonite, è profondo circa 100 metri e sbocca in prossimità del mare, su un'enorme distesa sabbiosa. A dire lei è il mare a dare spettacolo. Inconfondibili sono i faraglioni alti ben 56 metri che si innalzano sopra la spiaggia ghiaiosa. Sulle adiacenti scogliere nidificano numerose colonie di pulcinella di mare che trovano qui ideali condizioni di vita. Le formazioni di basalto colonnare assumono in alcuni tratti della costa curiosi aspetti che sembrano una singolare installazione di arte moderna. Il muro della vicina cascata di Skogafoss, con i suoi 60 metri di salto, è una tra le più alte e conosciute dell'Islanda. Lungo la costa i paesaggi sono quelli tipici del Grande Nord, disegnati da piccole e leziose casette colorate e naturalmente da qualche campo geotermico che ricorda la vivacità geologica e primordiale di questa terra.